perché il costo per pagare il suddetto paghiamo persone con contributi sociali invece che investire in ricerca e sviluppo, no? Evidente. E sono soldi che paghiamo per quelli che sono in pensione e la cui pensione è scoperta completamente. Quindi un problema di equità economica tra generazioni. E qui si arriva alla Svizzera, no? Cioè la Svizzera, prima dell'articolo 1 della Costituzione, hai che gli svizzeri, i cantoni e i cittadini sono coscienti delle loro responsabilità verso le generazioni future. Ma questa è una roba che... Qui da noi si parla tanto, siamo buoni, vogliamo, però siamo di un egoismo verso quelli che non sono ancora nati, pazzesco. All'incontro di fare informazione di Brescia, uno ha detto dobbiamo fare il partito dei non nati. Che è vero, perché è troppo comodo, io faccio dell'evento tanto paga quelli che non sono ancora nati. Però questo è quello che dicono tutti i politici. Responsabilità verso le generazioni future, no, noi non abbiamo. In un sistema federale non possiamo non averlo, perché lì comandano i cittadini, non ci sono santi, non sono i politici che hanno il potere che comandano, ma sono i cittadini. Ecco, io ho sempre provato a proporre di passare magari nel giro di una generazione da ripartizione a capitalizzazione, ma mi hanno sempre preso per matto. Allora, questa roba l'ho messa in una gazzetta ufficiale, informale, questo che faccio dire. Guardate che roba, questa qui di quando ero lì alla Lega Roma, no? C'è una lettera della Camera dei Deputati, il segretario generale della Biblioteca di Montecitorio, che scrive a Vecchio Paglia, gestire onorevole. La biblioteca della Camera è interessata a ricevere il periodico Gazzetta Ufficiale della Padania, che però non è disponibile tramite i consueti canali commerciali. La preghiamo perciò di voler disporre un invio regolare di questa pubblicazione a titolo di omaggio della biblioteca della Camera dei Deputati. Vabbè, questo per dirvi, disperato, gli ho messo il principio della pensione a capitalizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Padania, visto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si chiama niente fa. Però questo è uno dei messaggi da dare, poi sentiamo cosa ne pensate. Ci vuole una generazione, UKP, ma è giusto andare avanti in questa maniera e far pagare tutte le nostre spese a quelli che non sono ancora nati o no? Ecco, tra l'altro ci ha pensato perfino Prodi, marzo del 97, pensioni, Prodi, copia da Pio Scelo. Il nostro governo, perché il Cile è stato il primo Stato che è passato a capitalizzazione. È andato con Pinera, la Grazia, che adesso lavora al Cato in istituto, ero Chicago Boys, no? Vabbè, questo lo diceva Prodi nel 97, nel 94, che pensiamo del Cile, che per il mondo, ecco la previdenza del ministro Pagliarini, cioè è un pallino se volete, cioè è solo una delle mille cose che rendono questo paese che deve assolutamente avere un cambiamento culturale. È inutile fare delle leggi, regime, regione, se non cambiamo testa c'è da fare, no? Un'altra soluzione di questi giorni, vendere il patrimonio pubblico. Attenzione, lo dicono tutti, adesso vi faccio vedere però com'è la faccenda, no? Quello della sera 9 ottobre del 2007, Veltroni, la priorità è abbattere il debito. No? Questa è la pagina interna, paese fermo, usa shock per il debito, bisogna vendere il patrimonio immobiliare. Questo era il 9 ottobre. Il giorno dopo Tremonti gli risponde su quello della sera. Cosa dice Tremonti su quello della sera? Andiamo a leggere. E comunque quello che Veltroni dice oggi sta a pagina 16.5 del nostro programma elettorale del 2006. Lo ricordo a memoria, l'ho scritto lì. Questo è solo per dire che sia una banda che l'altra vuole vendere il patrimonio pubblico, ma il problema non è che vendiamo per l'Italia, ma che quando l'abbiamo venduto tutto poi lo facciamo. Invece con una riforma federale tu fai partire la miccia della competitività, sempre andando avanti su questa roba. Ridurre il debito dello Stato e mettendo sul mercato una quota corrispondente di patrimonio pubblico. Questo in effetti l'ha detto Forza Italia il 24 febbraio 2006 dal partito Nanelli Berlusconi. Il giorno dopo, solo 24 ore, ha pubblicato tutto quello che è vendibile. Questo in miliardi di euro, gli immobili vendibili erano 421 miliardi, ma erano quasi tutti degli enti locali. In percentuale, vedete, fatto 100 immobili da vendere, l'83% è degli enti locali. Sono del sindaco di Castelfranco Veneto, cioè sono degli enti locali, perché lo Stato ha già venduto tutto quello che poteva vendere. Quindi ho preso un articolo sulla Padania dove c'era un'intervista a Tremonti, lo cito perché mi sembra abbastanza importante, diceva gli enti locali utilizzano parte del loro ingente patrimonio alienando
cercando e usando i proventi per ridurre il debito statale. È vero, Castelfranco Veneto, dice Tremonti, vendete i vostri beni e usiamoli per ridurre il debito dello Stato. In cambio avete il segreto fiscale, che non esiste, che non è federalismo, che renderà virtuosa la spesa pubblica. Quindi in pratica c'è la proposta, ma però abbiamo visto destra, sinistra, uguale, no? Sui comuni dei comuni, per esempio Castelfranco Veneto, vendono i loro beni per avere il privilegio di partecipare a riunire i diritti dello Stato. Ma se non cambia la Costituzione, così non fai le riforme, si prolunga l'agonia, lo Stato centrale dice grazie e può ricominciare a spendere e indebitarsi. Questo è quello che sta succedendo, questa è la vita di oggi, no? Dal 92 oggi lo Stato ha venduto quasi tutto e adesso il progetto è vendere i beni degli enti locali. E quando non c'è più niente da vendere lo facciamo. Io adesso ho messo dentro questa roba del Corriere della Sera del 13 febbraio 2010 perché era la battistoria di Monza appena ci ho visto, costretti a vendere i terreni. E capite, poi li abbiamo venduti, magari per un anno andiamo avanti, per 2 anni, e poi, cioè, quindi bisognerebbe anche abituarsi a ragionare, no? Quello della Sera del 9 giugno, quindi poco tempo fa, bilancio di Milano fuori controllo, D'Alfonso che è un assessore, un nuovo patto o la città di Milano rischia il collasso. E questo è un punto importante sulle città. Le vecchie forme macroeconomiche dello Stato centrale non funzionano, non ci sono santi, vediamo che andiamo a peggio, no? Quindi lo sviluppo nasce o non nasce dentro alle città. Lo sviluppo nazionale o sarà la sommatoria di buoni concreti progetti di sviluppo cittadini o non ci sarà sviluppo. Questo l'ho letto Marco Vitale in un libro che è stato presentato un paio di mesi fa intitolato Le città del pensiero sullo sviluppo di Carlo Cattaneo. Vi faccio vedere la copertina, almeno quello che volete dire tutti gli altri dati, no? Ed è una cosa piuttosto importante. Il punto delle città è importante. L'importanza di una città non è più la sua dimensione territoriale, chilometri quadrati, che so io, o il numero degli abitanti. Una città è importante se ha la capacità di inserirsi nelle reti internazionali, no? Perché deve misurare la conoscenza che ricevi, la conoscenza e l'innovazione che distribuisci. È questo che fa nascere, che fa andare avanti il PIL nazionale. Ma però le città in Italia, che dovrebbero essere, che sono in tutto il mondo i centri propulsori, i diffusori degli sviluppi regionali e nazionali, in Italia veramente sono pressi, non possono operare, i sindaci sono ricchissimi, non hanno la vita per pagare gli stipendi, devono fare tante multe se no non riescono a pagare gli stipendi, no? Quindi avremo bisogno di un nuovo assetto istituzionale che non ostacoli lo sviluppo delle città. Però oggi in Italia le città sono strette dal centralismo statale e anche dal neocentralismo regionale. Adesso, almeno io conosco quello della Lombardia dei Formigoni, adesso spero che migliori la cosa, non lo so, in Veneto poi lo imparerò da voi quando discutete. Ecco. Quindi il federalismo diventa, non è un programma politico, è un messaggio culturale. Bisogna cambiare prima il modo di ragionare, prima di pensare a cambiare il mondo. Prima deve passare il pensiero deve cambiare. Allora, se sintetizzo, si può dire che il federalismo è una mediazione tra l'individuo e la collettività ed è una mediazione tra diversità e unità. Vediamo di capire bene queste cose. Mediazione tra individuo e collettività, pubblico e privato. Le due sfere, secondo me, sono sfere parimenti sovrane, non esiste la supremazia della politica. Il cosiddetto primato della politica è un'idea falsa. Una società libera e aperta è sempre pluralistica, assoluta uguaglianza tra privato e pubblico, se no hai il medioevo. Se tra queste due sfere ci sono dei conflitti, va bene, si fa un referendum. Mediazione tra diversità e unità. Attenzione, perché vediamo i giorni oggi. Maggioranza e opposizione sono diverse, dovrebbero essere assieme, uniti per servire i cittadini. Ed è quello che sta succedendo col governo Letta, solo che non è il risultato di una cultura. Sono io che mi sono obbligato a dirlo sempre, mentre invece dovrebbe essere la logica del federalismo, diversi che stanno assieme, rispettandosi. Questo qui il federalismo. Ecco, questo è un documento svizzero, in 4 partiti con la maggiore quota elettorale. Cosa c'è scritto? In grandisco, i 4 partiti con la maggiore quota elettorale di solito, il documento di Berna, di solito il governo è formato da 4 partiti con la maggiore quota elettorale. Perché lì il problema non è io combatto contro di te per gestire il potere, lì il problema stiamo assieme, siamo diversi, sottolineato 20 volte,
e stiamo assieme e ci rispettiamo per servire i cittadini. Ecco,